questa nuova creatura che non è una sedia. Mia figlia si chiama Agata, appena nata, mia moglie Veronica è felicissima. Centrare i prodotti è diventato uno dei punti principali, abbinato in questo momento a una salvaguardia dei costi, a un maggiore sacrificio, un ritorno sulle produzioni, sull'attenzione per le produzioni da parte di noi stessi, cioè quasi un ritorno alla tradizione di quando i titolari, i miei padri, ma il mio nonno stesso voglio pensare, lavoravano ininterrottamente, manualmente nell'attività produttiva. Mio nonno Luigi, classe 1888, è giunto dalla Carnia, un friulano doc, ha sposato con la Utti Adelina, che proveniva da Mariano, produceva sedie sotto il dominio austro-ungarico e per rivolgersi al mercato nazionale aveva dei problemi di dazio. Allora alcune famiglie di Mariano si sono trasferite a Manzano, che dista solamente 10 km, dove c'è un corso d'acqua, c'era la possibilità di usufruire della forza motrice per tagliare, segare gli elementi e costruire queste sedie rudimentali che sono le famose paesane. Nell'impagliatura si esalta proprio nella tradizione più antica. Questa è un'impagliatura fatta a mano in vera paglia di palude, dei fossi, fatta a mano in Friuli. Bigliani è nato lì nel 1911 con un'attività estremamente artigianale e si è sviluppato a cavallo delle due guerre mondiali con i fratelli Bigliani, i figli di Lino Bigliani e Adelina, che continuano la tradizione di produzione artigianale come fratelli Bigliani, che attraverserà la seconda guerra mondiale e nel 1956 hanno un grande incendio nel primo stabilimento che praticamente annulla tutti gli sforzi produttivi di allora. Si rimboccano le maniche da buoni friulani e attraversano tutto il boom economico e nella fase di passaggio generazionale io con mio fratello abbiamo trascorso gli ultimi 25 anni, io tuttora solo, cambiando un po' la pelle dell'attività e delle nostre produzioni, dove il design ha preso il sopravvento ed è stato apprezzato. C'è un famoso bar storico, una caffetteria storica di Budapest, che ha selezionato questo prodotto e l'ha inserito in alternativa a delle vecchie sedie tonè storiche di fine 800. Abbiamo cominciato a progettare prodotti specifici, si parla del 2000 dove abbiamo vinto un premio ripresentando una sedia tamburata con una tecnologia che è anche innovativa e che ha poi aperto certi percorsi produttivi e stilistici per l'intera zona. Nel 2001 questa sedia ideata da Marco Ferreri è entrata nelle selezioni del Compasso d'Oro, che per un'azienda manzanese era comunque una cosa abbastanza sconosciuta. Adesso una delle ultime nate di grande successo è stata la Dol, non usuale per i prodotti di sedute che sono fatte da legamenti molto diritti, con questa situazione di curvati che danno anche una grandissima forza strutturale a un prodotto che rimane esile, che rimane elegante. Quando ha successo è di solito sempre un prodotto calibrato bene fra le dimensioni e la forza, la struttura. Oggi puntiamo naturalmente oltre sul design e sulla qualità, su un buon servizio. Noi portiamo in magazzino continuamente i fusti grezzi di sedute che vengono poi riportate nelle verniciature per gli specifici ordini. In fin dei conti la Bigliani nei suoi movimenti di stabilimento ha voluto sempre rimanere nel cuore di Manzano e Agata vedremo pure cosa potrà fare. Certo, una bella soddisfazione perché potrebbe essere una quarta generazione per noi, che non è di tutti i giorni. Eccolo qua.